Siamo al comune di Porto Empedocle, dove i dipendenti stanno facendo in atto un'assemblea sindacale, in quanto da diversi mesi non percepiscono i salari. Ne parliamo con il dottore Eugenio Bonfiglio, che è capo dei servizi. Purtroppo per la criticità, diciamo, di liquidità del comune, quando per delle vicende che non sto qui a raccontarvi perché sono molto lunghe, in quanto c'è stata, diciamo, tolta l'anticipazione di cassa su una interpretazione, diciamo, che ancora deve essere appurata se è giusto o meno, ci siamo trovati in un periodo dal 25 di settembre in poi ad avere una scopertura ulteriore di circa 1.200.000 euro da ritornare all'ufficio, alla banca tesoriere, che è la Banca Unicredit. Noi nel giro di un mese e mezzo, dal 25 di settembre al penso i primi di dicembre o la fine di novembre, siamo riusciti a rientrare e avere, diciamo, ora delle piccole disponibilità. A seguito di quello che è successo, non avendo, diciamo, disponibilità e liquidità di cassa, non siamo riusciti a derogare al personale gli stipendi sia di ottobre che di novembre. Adesso questa criticità, diciamo, è rientrata, però i soldi, c'è stato un primo trasferimento dello Stato, un primo nel senso dal momento che è successa la cosa, un primo trasferimento dello Stato pari a circa 500.000 euro, che è stato destinato per un problema di ordine pubblico, di igiene, dove vi era già un accordo con la prefettura, siglato dalle organizzazioni sindacali, dalle sue eccellenze il prefetto, in presenza dell'amministrazione comunale, quindi firmato dal sindaco e dall'assessore Sicilia, e in presenza pure del rappresentante dell'Elettrica Marina, che siccome c'erano pure delle relazioni abbastanza pesanti e gravi dell'ufficiale sanitario e quant'altro, con questo accordo fatto in prefettura si è deciso che questa prima tranche di soldi si pagassero, diciamo, 2 mensilità alla Real Marina per ovviare, diciamo, la Real Marina, perché non sai, praticamente per i rifiuti. Sì, per i rifiuti, la Real Marina è la ditta che gestisce i rifiuti, per poi la Real Marina poter pagare, diciamo, i loro dipendenti, gli operatori ecologici, e fare in modo che riprendessero il lavoro, perché avevano fatto prima 2 giorni di sciopero organizzato, diciamo, autorizzato, e poi stavano iniziando uno sciopero, chiamiamolo, non lo so, non so se uso il termine giusto, selvaggio. E allora questi primi soldi che sono arrivati, c'è stato questo accordo che entro il 5 dicembre e il 7 dicembre si dovevano pagare queste 2 mensilità. È stato fatto, tant'è vero che le persone subito dopo l'accordo sono andate a lavorare, la città, diciamo, ha ripreso dal punto di vista della raccolta, diciamo, in modo temporale per quello che c'era. Anzi, ne approfitto per dire che da ieri sera anche, cioè, si raccoglie secondo il calendario che è stato stabilito nella zona A e nella zona B. Adesso non ci sono in questo momento i soldi per poter pagare quantomeno una mensilità ai dipendenti, perché più di una mensilità non possiamo pagare, e che comunque dovremmo pagare, se arrivano i soldi, dovremmo pagare solo il mese di dicembre e speriamo la 13ª mensilità. Perché paghiamo dicembre? Perché essendo che si deve fare un conguaglio fiscale a fine anno, come voi sapete, non possiamo pagare né novembre e manco ottobre, ma ci dobbiamo attenere a pagare dicembre. C'è la concreta speranza, non dico la certezza, non lo posso dire perché fino a quando io non vedo i soldi, diciamo, non mi sbilancio. Aspettiamo un trasferimento da parte della Regione di circa 388.000 euro, che sommato a questo momento, ad oggi che abbiamo 120.000 euro in cassa, sono già 488, e stiamo prelevando delle risorse, delle piccole risorse che avevamo nel conto della posta, circa altre 100.000 euro, ci permetteranno con circa 500-550.000 euro di poter pagare gli stipendi alle tredicesime. Ieri io ho fatto una lettera all'Unicredit, il nostro tesoriere, pregandolo, esortandoli che, dato la situazione e spiegando tutto quello che già
vi ho detto, se nell'eventualità dei casi la disponibilità di cassa che si verrebbe a creare non fosse sufficiente per pagare gli stipendi alle tredicesime, se si poteva fare, diciamo, cioè farci uscire, diciamo, da questa anticipazione per poche migliaia di euro, anche un centinaio, 100.000 euro, tenuto conto del fatto che tenuto conto che al 15 dicembre, come tutti sapete, c'è la rata dell'IMU da pagare e che quindi noi nel corso entro il 30 di dicembre o i primi mesi di gennaio rincasseremo una certa somma. Aspetto risposta, diciamo, dall'Unicredit per vedere se ci fanno, diciamo, questa chiamiamolo extrafido, può darsi magari che magari non sia manco necessario e che riusciremo a pagare, ma solo lo stipendio alla tredicesima entro il giorno 18 di dicembre.